Buonasera a tutti e benvenuti. Il primo brano di questa settimana lo dedichiamo ad Elena, amico di Renato Zero. E allora è un pensiero a tutti voi, tutti gli amici all'ascolto di Casa dei Retti. Benvenuti! Benvenuto, benvenuto, benvenuto. Il sole muore già e di noi questa notte avrà pietà dei nostri giochi confusi nell'ipocrisia. Il tempo ruba i contorni ad una fotografia e il vento spazza via questa nostra irreversibile follia. Chissà se il seme di un sentimento rivedrà la luce del giorno che un'altra vita ci darà. Resta amico accanto a me, resta e parlami di lei se ancora c'è. L'amore muore disciolto in lacrime, ma noi teniamoci forte, lasciamo al mondo i vizi suoi. Io e te lo stesso pensiero, io e te, il tuo e il mio respiro. E vai se vuoi andare avanti, perché sei figlio dei tempi, ma se frugando nella tua giacca scoprissi che dietro al portafoglio un cuore ancora c'è, amico cerca me. E ti ricorderai del morbillo e le cazzate tra di noi, la prima esperienza fallimentare. Chi era lei? Amico era ieri, le vele le hai spiegate ormai. E tu ragazza pure che arrossivi se la mano andava giù. Ritorna a pensare che sarai madre, ma di chi? Di lui che è innocente, che non si dica figlio di. Io e te lo stesso pensiero, io e te, il tuo e il mio. Renato Zero, Casa dei Retti, benvenuti! E facciamo insieme il finale. Che fai se stai lì da solo? Il tuo è più azzurro e il tuo polo. Amico, è bello amico, è tutta l'eternità, è quello che non passa mentre tutto va. Amico, amico,
sono felice! Grazie, che bello! Che bello ogni tanto anche vivere dei concerti come questo. Adesso però facciamo così. Facciamo apparire lo studio. Oh, eccolo qui, lo studio di casa Peiretti. Vediamo se mi viene bene anche a far così, perché voglio far apparire Juanita Chelucci, Juanita Alessia Chelucci. Vediamo un po'. No, con lei non funziona, con lo studio sì, ma la facciamo arrivare lo stesso. Juanita, ciao, benvenuta. Ciao, buonasera amici a casa. Buon lunedì a te, grazie, buon lunedì a tutti voi. Siamo pronti per farvi cantare, emozionare, ballare, divertire dal lunedì al venerdì. Io questa sigla non so se la amo o non so se la odio. Però guarda, è talmente bella, mi mandano dei video i bimbi all'ascolto mentre la stanno cantando. C'è della gente a casa, al semaforo. L'altro giorno io in macchina è passato e fa Ela! Ma molla lì che ti prendono per matto. E tu in televisione faccio ma io sono matto. E quindi questo lo sappiamo. Dai il numero e di cosa devono fare di quel numero. Tu sei matto e io do i numeri? Sì, okay. Esatto. 348 80 40 254 per sentire la vostra vicinanza. È il modo migliore per mandare messaggi, foto. Non avevo notato pensieri. Nelle prove questo look. Questo look. Poi mi prendo un infarto. Sai che io amo le tutine. Chiamo la tutina. Vabbè, dai. Dedicato Ivano Fossati alla voce, Alessia Chelucci. Ai suonatori un po' sballati e ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato chissà mai perché, ai dimenticati, ai playboy finiti e anche per me, a chi si guarda nello specchio e da tempo non si vede più, a chi non ha uno specchio e comunque non per questo non ce la fa più, a chi ha lavorato, a chi è stato troppo solo e va sempre più giù. Chi ha cercato la maniera e non l'ha trovata mai, alla faccia che stasera, dedicato a chi ha paura e a chi sta nei guai, dedicato ai cattivi, che poi così cattivi non sono mai. Per chi ti vuole una volta sola e poi non ti cerca più, dedicato a chi capisce quando il gioco finisce, non si butta giù, ai miei pensieri, a com'ero ieri e anche per noi. Finire qui, manca giusto un'emozione, dedicato all'amore, lascia che sia così, ai miei pensieri, a com'ero ieri
ai miei pensieri, a come ero ieri e anche eri. Alessia Chelucci! Ma che bella versione che mi hai tirato fuori. Oh, di cosa? Di questa canzone. Ah, della canzone 348 80 40 254, numero per messaggi, fotografie, richieste e saluti. Tra un po' andremo già a leggere i primi messaggi arrivati, ma adesso sali con me, sali sul palco, perché vi ricordiamo che nel secondo tempo abbiamo il nostro super giochino, un giochino che sta tanto piacendo agli amici a casa. È così semplice, basta comporre il 378 4080 506, entrare in diretta al telefono qui, parlare con noi, rispondere a una domanda, e se la risposta è giusta potete scegliere una delle 6 buste. 2 buste sono negative, 2 buste c'è un ritenta, e nelle altre 2 buste ci sono i nostri premi, quindi il buono salute e benessere, il buono ristorante. Ragazzi, ho invertito, era di qua il buono, vabbè, mi raccomando, aspetto tante telefonate nel secondo tempo. Adesso ci scateniamo un pochettino, giù le gambe, fate un po' di spazio a casa, come dico sempre. Sì. Tu lo sai ballare il twist? Sì, un pochino. Come i primi passi del twist quali sono? Perché io sono negato a fare qualsiasi cosa, come ok, va bene, proviamoci. Twist! No, non ce la farò mai. Niente. Perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone? Perché una volta non ci porti pure me? Chissà se davvero vai a vedere la tua squadra, o se invece tu mi lasci con la scusa del pallone. Chissà se mi dici una bugia, una verità. Una zebra bua me l'ha data tempo fa uno strano Maharaja, vecchio amico di papà. Questo ce la SIAE. Una zebra bua, che c'è? Abua, una zebra bua è una grande novità, assomiglia ad un sofà, non ha strisce ma bua. Una zebra bua, che c'è? Abua, non essere gelosa se con le altre ballo il twist, non essere furiosa se con le altre ballo il rock. Con te che sei la mia passione, io ballo il ballo del mattone. Non provocar la lite se con gli altri ballo il twist, non farmi le scenate se con le altre ballo il rock. Con te che sei la mia passione, io ballo il ballo del mattone. Abbiamo un riff che fa così, e questo riff vuol dire che insieme il mio saluto è Zeghe. Tocca a voi. Abbiamo tutti, lo dico a te, dai, lo dico a te, tu dici a me, facciamo insieme Zeghe. Allora, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto quasi tutte i brani giusti, però c'era un brano che abbiamo dimenticato, ed era questo. Non ho l'età
Non ho ho l'età per scatenarmi. per fare il pirla. No. Allora, mentre tu riprendi fiato, io ho un messaggio. Hai un messaggio? Sì, da parte della zia Marta. No, io sono per via legale con la zia Marta. Tu non so se hai visto cosa mi ha combinato venerdì. Sì, l'ho visto e devo dire che... Questa è andata a fare una parodia di Fabrizio Corona, fa finta di essere Fabrizio Corona. Fabrizio Corona ce l'aveva con tutto il mondo dello spettacolo, lei esclusivamente con Enrico Peiretti. E mi sembra più che giusto. A me no, Avrà le sue buone ragioni, ma oltretutto... Sì? Ha un promo da mandare, se sei d'accordo. No, assolutamente no, anche perché tutti i venerdì adesso ci sarà una piccola puntata di Bruttissimo. Sì, non andrà avanti in eterno. Corona ha fatto falsissimo e la zia Marta insieme a Enrico in realtà ha fatto bruttissimo, e quindi andiamo a vedere il promo, dai, va, te lo concedo. Sono qui con Blasone perché lui è testimone e chi più di lui perché ci dorme insieme che il vostro Peiretti la notte, ma non voglio dirvi altro, è uno scoop che scoprirete nella prossima puntata di Bruttissimo. Grazie per la tua testimonianza. E se vi siete persi la prima puntata, andate nel mio canale, nel mio profilo Facebook o nel suo profilo Facebook o nel profilo Facebook di Casa Peiretti o nel profilo Facebook di Fans Club o quello di Zia Marta, potete rivederla. Comunque sul 1300 e qualcosa l'hanno già vista. Vuol dire che è piaciuto, no? Non è come Corona, no, ma grazie. Comunque lavorando. se ve la siete persi la prima puntata, bene, provateci a andarla a vedere. Quindi bellissimo questo Bruttissimo, che dici? Ti porto nel 1984. Adesso penso, avevo 2 anni. 2, come la posizione in classifica di Toto Cutugno con un brano bellissimo, Serenata. Ciao Toto, ci manchi e tanto. Serenata quasi a mezzanotte, guardi i ladri che si fanno a botte e i ragazzi da soli sono ancora romantici. Serenata per i separati e i bambini soli un po' sperduti che si addormentano tardi con mamma TV. Serenata per i governanti, se cantassero andremmo più avanti. Per i pensionati un anno un sol di più. Serenata per i gatti neri, per i vecchi artisti e camerieri, per chi vende l'amore lungo la via. Tutti con me! Affacciati alla finestra, bella mia, ti invento una canzone, una poesia e metti il vestito più bello e andiamo via. Un gatto, un cuore, tu che compagnia. Serenata forse un po' ruffiana, sa di pane calda ed è paesana, come una domenica quando era domenica. Serenata per i giornalisti, con l'inchiostro ancora sulle mani, che nella notte hanno scritto e sanno già il domani. Come fa? Affacciati alla finestra, bella mia, ti invento una canzone, una poesia e metti il vestito più bello e andiamo via. Un gatto, un cuore, tu che compagnia. Poi affacciati
della luna, se la canti porterà fortuna. Serenata, serenata, affacciati alla finestra, bella mia, nell'aria c'è una voglia di allegria. Serenata, amica della luna, se la canti porterà fortuna. Serenata, serenata. Juanita? Domanda. Tu hai avuto l'ottima idea di uscire di scena perché il brano era mio. E portatela via l'asta, che io per toglierti l'asta ho perso l'attacco. Allora, L'attacco. Vabbè. Io non so mai qual è la cosa buona e giusta da fare. Hai fatto una cosa straordinaria, nel Perché senso tu tu m'hai hai detto- capito, ho cambiato l'inquadratura, quindi hai detto canta da solo, esco Sì. e portati via l'asta. Ascolta, ma non è quello che volevo dirti. Sì. No. Va bene. Io volevo dirti, ma a proposito di serenate, nella tua vita mai nessuno ti ha fatto la serenata? Che è arrivato sotto casa con la chitarra e che Lucci scendi, voglio andar via No, con proprio te. una serenata come intendi tu, così No? no. No? Mai fatto? No. Chissà se Fabrizio in regia ha mai fatto una serenata. Fabrizio, vuoi hai mai farmi fatto una serenata? serenata? Non a lei, dico, hai mai fatto una Che serenata a nome? una donna? Fabrizio è molto romantico, Lui è quindi un tombeur de femme. non vi posso puoi leggere cosa rispondere. mi ha scritto, ma posso andare a leggere tutti i messaggi. Dai, facciamo È una meglio. decina di messaggi, regia. Dai, vediamo i primi della settimana. Vai. Oh, attenti a quei due. Hanno un segreto su zia Marta. Buon inizio settimana, Monia e Lino. Caro, è vero, sì. Un segreto? Ma se vuoi te lo svelo. Questo... No, se è un segreto, è un Ah, segreto. ok. Salutiamo Fabio del Teatro Blu. Ciao Fabio, grazie di tutto, ciao amici, sempre Ciao, Lino. bello vedervi, mi spiace per gli scontri avvenuti a Torino. Dani, chi è che non piace? Caspita, Ne parliamo proprio col brano successivo. terribile, inguardabile. Poi, Buona settimana Enrico, buona settimana Alessia, un abbraccio da Marco, dal Lago Maggiore. Ciao, Grazie Marco. ciao, grazie mille. grazie Marco, pronto lì a seguirci. Coltiviamo con gioia l'ottimismo della canzone nella realtà in cui viviamo, come fratelli e sorelle in un mondo così dilaniato da conflitti. Rotellini Carlo, Sì, certo. purtroppo sì. Noi in quest'ora cerchiamo, no, di chiudervi nel nostro mondo e non pensare a questo. Questa è una foto stupenda. Sì. Anche se non stiamo più mandando foto, siamo sempre con voi. Metti sul 13, mandiamo un saluto al nostro amico Edoardo. Anche lui è sempre connesso. Un abbraccione al grandissimo Enrico, con la sua voce ci delizia di sera. Grazie! Oh, ma che bello, grazie. Che Wow, grazie. Salutiamo anche Edoardo. Che bello. Carissimo Enrico, buon inizio settimana, affiancato dal fascino e la bravura della splendida Alessia. Grazie per la compagnia e dono. Grazie. Ciao Edo, grazie mille a te. Siamo noi che ringraziamo tutti voi. Ancora un paio di messaggi, regia. Enrico, il nostro messia che ci conduce verso la terra promessa. Là. Baci dei fedeli, Alfonsino e Germano, che sono dove c'era l'albero azzurro, mi sembra. Ah, sì, esatto. Quello, sai chi è quello in mezzo? In mezzo ad Alfonsino e Germano, come si chiamava? Non mi ricordo. Se non sbaglio, Dodò. Dodò? Dodò. Potresti avere ragione, Dodò. sai. Questo. Ma hai sbloccato un ricordo. Buonasera, bentornato Enrico, tutta casa per ti vorrei ascoltare i Vagabondo ai Nomadi, grazie Andrea del Borgo Veneto. Ti ho detto che in settimana arriverà anche i Vagabondo, un brano che abbiamo già fatto in tutte le salse, ma te la mettiamo, promesso. Grazie mille che mi hai fatto la canzone, grazie Elena per averla richiesta, era il primo brano di questa sera, era una tua idea, quindi merci beaucoup. Ciao, viva la vita senza... Vivi. Ah, scusa. Ciao, vivi la vita senza morderla, senza fretta. Prendi un secondo, 10, 100, 1000 e non pensare siano secondi sprecati. No, Lo hai dice ragione Milena, perché fino a prova Vero. contraria questo tempo che abbiamo davanti è l'unico tempo che ci è concesso, quindi cerchiamo di viverlo almeno in un modo onesto, in un modo sereno. Ciao Enrico, ciao Alessia, buona settimana da Fabrizio e Simone da Borgosesia. Ciao Fabrizio, ciao Ciao, Simone. grazie. Forza amici miei. Ultimo messaggio regia.
buon inizio di febbraio, il mese è nuovo, ma la musica è sempre super. Grazie per Amico, buona serata Enrico e buona serata Alessia, che look. Grazie. Con un affettuoso abbraccio da Stefania da Rondissone. Grazie Stefania, grazie. Andiamo avanti perché ce n'è tanti, regia. Dai, allora, Andiamo avanti, dai, che questo è l'affetto e il calore che solo Casa Peiretti ha. C'è poco da fare, tutte le altre trasmissioni possono anche copiare, ma questi messaggi, questo affetto ce l'abbiamo solo noi, ed è anche il risultato di 6 anni di duro lavoro. Wow, che belli eleganti. Un saluto da Giuliano da San Germano Chisone. Ciao Giuliano, grazie. Ciao Giuliano. Regia, ma teniamolo un po' per dopo. Buon inizio settimana con Renato, bravi tutti, due, tu Alessia, saluti da BR1 di Rossana. Ciao BR1. Ciao. Bruno di Rossana, Bruno. Ah, ok. Noi e voi di Casa Peretti e tutti i perettini lo stesso pensiero, amici, che Lucina, wow. Grazie. Titti e Giovanni, ciao Titti, ciao Giovanni. Ok, ultimo per davvero, regia. Ciao Enrico, ciao Alessia, buon inizio settimana, Amico, è un brano stupendo. Grande Renato, nazionale, viva Casa Peretti. Ti do perfettamente ragione, Robby 75, secondo me una delle più belle che ha scritto, se non la più bella che ha scritto e interpretato Renato Zero. Un Adesso abbraccio però a te. voglio un po' collegarmi a quel messaggio che è arrivato, perché in effetti ciò che abbiamo visto in questi giorni, no? Molti di voi magari l'hanno visto proprio dalla propria finestra, dal proprio balcone di casa a Torino. Sta succedendo ciò che è successo, è veramente orrendo. Non ci sono parole, poi ci sono state dette perfino troppe parole. Io sono dell'idea che manifestare sia giusto. Se c'è qualcosa che non va, è giusto farsi sentire, ma condanno e oso conoscere, anzi vorrei conoscere chi non lo fa. Condanno tutte le immagini che abbiamo visto contro le nostre forze dell'ordine. E allora il prossimo brano è proprio dedicato alle nostre forze dell'ordine. Andiamo a cantare un brano di Fiorella Mannoia che si intitola proprio Eroi, e io la dedico con tutto il mio cuore a quel ragazzo che abbiamo visto per terra Calci. 1 contro 6. È dedicata a te. Io non so se dall'ospedale stai guardando Casa Peiretti, ma io spero che questo mio piccolo pensiero ti possa arrivare per darti la forza di ricominciare. Eroi. A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola, a chi grida alla luna ma ama ancora, a chi si è sentito maestro, un allievo e poi in un attimo perduto e straniero, a tutti quelli sconfitti dal tempo ma sempre ostinati in un sentimento, a chi crede ancora e fa del suo meglio con una speranza anche in mare aperto, che affronta da solo la propria battaglia con una spada di latta ed un elmo di carta, e si alza ogni giorno sapendo che il mondo forse è troppo difficile, ma gli corre incontro. Tu chiamali come vuoi, io li chiamo soltanto eroi. Eroi di tutti i giorni che a pensarli mi innamoro, di ogni donna ed ogni uomo che ogni volta che li incontro, se li canto mi commuovo. Eroi a modo loro, tu chiamali come vuoi, io li chiamo soltanto eroi. Eroi che non ricordi, senza medaglie, senza trono, che non si arrendono davanti a niente, sono eroi a modo loro. Per chi andarsene vuol dire non tornare, per chi apre la sua casa a chi vuole entrare, per chi trova un diamante in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. Chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi.
tu chiamali come vuoi, io li chiamo soltanto eroi, eroi di tutti i giorni che a pensarli mi innamoro, d'ogni donna e d'ogni uomo che ogni volta che li incontro se li canto mi commuovo, eroi a modo loro, tu chiamali come vuoi, io li chiamo soltanto eroi, eroi che non ricordi, senza medaglie, senza trono, che non si arrendono davanti a niente, sono sì eroi a modo loro, eroi a modo loro. E con questo brano ci fermiamo soltanto 2 minuti e mezzo / 3 per di più all'interno della nostra pubblicità. Fate molta attenzione perché c'è un promo di un programma. Di un programma nuovo che nascerà a marzo su Ret 7, una mia idea dove mi metto in gioco non con la conduzione ma con la regia e la scrittura. Volete sapere di più? Bene, occhio alla TV. Pubblicità. Bentornati in questa seconda parte di Casa Peiretti. Ricordo che domani sera qui con me Valentina Branca, ma adesso è questo il numero, il 378 4080 506 per telefonare qui in diretta e provare a vincere uno dei nostri 2 magnifici premi. Alzo il volume delle telefonate e vado a rispondere al primo amico. Pronto, chi sei e da dove? Ciao, sono Domenico da Castiglione Torinese. Ciao. Domenico, buona settimana, grazie per aver telefonato e adesso andiamo a leggere la tua domanda. Sei pronto, Domenico? Sono prontissimo, grazie. Vai, la domanda per te è questa, regia. E la domanda: il tempo di attesa per Morandi, infatti mandare dalla mamma, quant'è, un giorno, un'ora o un minuto? Il tempo di attesa qual è? Un'ora, B. Perché? Vediamo un po'. Perché un'ora? Un'ora che aspetto davanti al portone. Bravo! È un'ora che aspetto davanti al portone. Su trovo una scusa per uscire di casa. Bravo Domenico! 1, 2, 3, Grazie. 4, 5 o 6? Vediamo un po'. Aspetta che chiedo alle mie donne che numero scelgo. Le tue donne. Wow! Quale? Dai, ditemi. 6, mi dicono 6. La 6 per Domenico. Come si chiamano le tue donne? Allora si chiama mia moglie Simona, Ciao, mie Simona. figlie Cecilia e Arianna. Ciao Simona, ciao Cecilia, ciao Arianna. Beh, sei l'unico in casa maschietto? Io e il gatto. Tu e il gatto? Vabbè, allora direi che sei già fortunato così. Ti invito a riprovare, Sì. ma da domani, perché c'è la faccina rossa. Mi dispiace tanto. Oh, beh, sei già stato grazie. fortunato, dai. Sei già stato Sì, fortunato. Grazie Domenico. Buona Un abbraccio. serata. A voi, ciao. ciao. Ciao a tutti, ciao. E il gatto, ha specificato, gatto, e il gatto. Sempre 378 4080 506. Vado perché Vai a suona. rispondere, Vado certo. perché suona. Pronto? Chi sei e da dove? Ciao, sono Andrea da Savigliano. Ciao Ciao, Andrea, Andre. devi solo gentilmente abbassare a 0 il volume della TV, per cortesia. Vediamo. Ok. Oh, ecco, così ci sentiamo meglio. Ciao Andrea. Nevica già a Savigliano? No, non nevica. Non nevica. E allora andiamo a leggere la domanda per Andrea. È questa. Vai regia. La domanda per Andrea: il mese citato nel brano Ayrton di Lucio Dalla, maggio, settembre o dicembre? Se sei un po' appassionato di Formula 1 è anche facile come risposta. Vai. Maggio, settembre o dicembre? Quanto tempo? Devi buttarti. 3 secondi, 3-4 secondi, vai. Settembre. Ah, è un brano dedicato a Ayrton Senna, che purtroppo in quella famosa curva morì, ma era maggio. Quindi mi dispiace. No! Grazie per aver giocato con noi. Allora, ciao a tutti. Ciao, Ciao, ragazzi, ciao, Andrea. ciao.
una canzone bellissima che metterò in programma anche in settimana, un po' che non la facciamo. Mi chiamo Ayrton, faccio il pilota, corro veloce per la mia strada. La ricordo. Pronto, chi sei e da dove? Ciao Enrico, ciao Alessia, sono Massimo da Ciao Carmagnola. Massimo, Ciao, Massimo. Massimo da Carmagnola. Dai, Ciao a forza. voi. Andiamo a leggere la domanda. La domanda per Massimo è questa qui. La coppia di Ti penso e cambia il mondo. Morandi Celentano, Ruggeri 0, Antonacci Leali. A, B o C? Vai. La coppia di Ti penso e cambia il mondo. Morandi Celentano, Ruggero 0, Antonacci Leali. Vai a B Mia, o moglie, C? mia moglie non mi dice nulla, io dico la B, Ruggeri è 0. Ah, e se la moglie diceva A, aveva ragione la moglie. No, Morandi e Celentano. Un brano famosissimo che hanno cantato in coppia anche in diretta televisiva sul programma del Molleggiato. Grazie per aver giocato con noi. Un Non abbraccio a tutti. importa, grazie a Ciao, voi. riprova, Ciao, noi ciao. siamo qua. Ciao. Un abbraccio Ciao. a tutta la famiglia. Ti penso e cambia il mondo. Le È anche voci molto intorno bello a me. questo brano, ti dirò. Cambia il mondo. Ma vado a rispondere al telefono. Devi andare, a meno che è un dito Vedo così lungo oltre che ci quel arrivi. che c'è. Pronto? Chi sei da dove? Pronto? Ciao. Sì, Ehi, ciao, devi abbassare il volume della TV. aspetta, Maurizio di Bagnasco. Ciao Maurizio Maurizio. di Bagnasco. Allora, hai abbassato a zero volume della TV, Maurizio? Vai, Bravo. vai. Andiamo a leggere la tua domanda. La domanda per il nostro Maurizio è questa. Vai regia. Nel brano Cicale, automobili, telefoni e cos'altro? Automobili, telefono e tu? Automobili Cicalo e telefoni e TV o più su? Più su. Ah no, automobili, telefoni e TV. Era la B, era la B, Era la B. Grazie per aver giocato. Un saluti da tutto Bagnasco. Ciao Grazie, Bagnasco, ciao Bagnasco, ciao. grazie. Ciao amico mio. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ah, che c'è ancora tempo per un paio di telefonate, Quindi perché io qui li farei. Qui vedo ancora le 5 buste vergini. È tutto una, qua. Una c'era la faccina rossa, quindi le possibilità sono tante. Tutto Per- da scoprire. Per provare a vincere. Pronto, chi sei da dove? Ciao, sono Luca da Carmagnola. Ciao, Ciao. Luca da Carmagnola. Andiamo a leggere la domanda per Luca da Carmagnola. È questa. Sono contento perché a Carmagnola mi seguono proprio tanti. Bene. La coppia che vinse Sanremo nel 1970. Little Tony, Patti Bravo, Endrigo Zanicchi o Celentano Mori? Di nuovo Celentano nelle risposte. Vai. Little Tony, Patti Bravo, Endrigo Zanicchi, Celentano Mori. A, B o C? 1970, vai. La B, Enrico No. Zanicchi. No, Celentano Mori, siamo la coppia più bella del mondo. Peccato. Grazie per aver giocato con noi, ciao. Grazie, buona Ciao, serata. riprova. Ciao. Andrà meglio. Quando sicuro. diciamo riprova ci teniamo a dirlo sempre dalla puntata successiva. Beh, certo, non di stasera. Eccola là Sì, che vai. e vado Vai. a rispondere. Pronto, chi sei da dove? Ciao, sono sempre Samantha di Cavagnolo. Samantha, Ciao, Cavagnolo, Samantha. ciao. Dai che questa sera è la serata buona. La domanda per te Magari. è questa. Vai regia. La domanda per Samantha. La città del brano Tanti auguri della Carrà. Trento, Trieste o Torino? Trento, Trieste o Torino? Trieste. Brava. Ah, com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Comunque ci stava anche Torino, com'è bello far l'amore da Torino in giù. Ah, ci stanno stava. tutti se vuoi. La più o 1, meno. la 2, la 3, Vai. la 4, la 5. Oh. 2. La 2 per la nostra amica Samantha di Cavagnolo, giusto? Sì. Mm. Sì, giusto. Quanto dista Cavagnolo da Torino? Una mezz'oretta. E allora prendi la tua macchinina, perché ti aspetta in redazione un buono da 50 euro presso le profumerie Sinatra in centro. Oh, bravissima. Grazie, bene. Bravissima Samantha, mi raccomando, mandami un messaggino al 348 80 40 254 col tuo numero di telefono, ok? Bene, a dopo. Brava! Grazie, A dopo, buona ciao. serata. Ciao a tutti. Ciao. Sì. Bene, molto contenta Uno dei sono. 2 premi è andato. Avremo ancora spazio soltanto per una telefonata. Questa è l'ultima telefonata di questa sera. Pronto? Chi sei e da dove?
Avremo ancora spazio soltanto per una. Allora devi Aia. amico mio, devi abbassare il volume della TV perché probabilmente c'è un po' di ritardo. Ma leggermente. Abbiamo un collegamento tipo Terra-Luna. Pronto? Pronto? Sì, sei tu, collegato, sei con me. Hai preso la linea, bravissimo. Abbassa zero il volume della TV per cortesia. Sì, fatto. Ok. Pronto, siamo pronti. Come ti chiami e da dove? Sono Mimmo da Torino. Mimmo, ciao Mimmo da Ciao. Torino. Andiamo a vedere la tua domanda, Mimmo? Sei pronto, Mimmo? Andiamo. Mimmo da Torino. Mimmo da Torino, perfetto, pronto? Devi rispondere a questa domanda per scegliere una busta. Cosa trema nella canzone di Arisa La notte? Le ginocchia, le gambe o le mani? Vai Mimmo, la A, la B o la C? A C. La C, no, no. Tremano le ginocchia per Arisa. Grazie per aver giocato, Andrea. Mimmo. Riprova da domani. Grazie. Ciao Enrico. Ciao, Grazie Mimmo. per il compleanno che ho fatto da te al camino. Ah, che Ma bello. aspetta, fermi tutti. Sì. Hai detto che ti chiami Mimmo, giusto? Sì. Non ci vediamo Esatto. e sentiamo da quanto tempo? 10-15 anni, Enrico. Ma tu sei quel Mimmo che cantava al karaoke, sono passati 20 anni, amico mio, anche di più. Forse anche di più. Tu. Ma Ah, che- che bello. Ma che meraviglia! Ti avevo fatto venire al compleanno, scusami, al battesimo di mia figlia. Mi ricordo. Per Grazie. quanto Guarda, appunto il battesimo lì al camino. mi Dal ricordo. vecchio Evo, ti ricordi? Sono passati più di 20 anni, però mi ricordo molto bene di te. Io ti ringrazio per questa telefonata. Devo andare avanti con la trasmissione, ma mi hai fatto un regalo enorme. Grazie Mimmo, ciao. Riprova a giocare Enrico, da ciao. domani. Ti aspetto domani. Grazie, ciao. Ciao. Ciao Enrico, ciao. Ciao Mimmo, ciao. pensa. Caramba, Pure che le sorpresa! carambate. Caramba, ma Dai, ci sai sta. che sono emozionato? Ma abbiamo passato tante sere. Ragazzi, il gioco è finito questa sera. Andiamo a fare i controlli della busta. Tornerà domani. Ricordo che domani sera qui con me Valentina. Nella numero 5, facciamo veloce, c'era la faccina blu, quindi la seconda chance. Nella numero 4 avevamo il premio, il buono Rabezzana, sempre del valore da 50 euro. Nella numero 3 c'era la faccina blu e nella 1 c'era la faccina tanto temuta, quella che toglie tutte le possibilità, è la faccina rossa. Grazie per aver giocato, grazie per averci ascoltato. Cambio di scaletta, regia, perché sono le 20:49. E visto che è un brano che avevamo promesso, lei si è impegnata tanto per farlo. Speriamo. È un brano che è un po' in francese, un po' in inglese, non si sa. Arriva Tanz Bambolina. Danza in automatic, balla ballerina. Volevo danzare, balla mi pop music. Gioca bambolina, gioca col mio amore. ¿Quieres tú bailar? Do you wanna dance? Come faccio a dirti vuoi ballar con me? Se non riesco a dirti voglio star con te. Ma come faccio a dirti vuoi ballar con me? Se non riesco a dirti che ti amo già. Amami, baciami amore, ti amo. Voglio ballare con te. Amami, baciami, ich liebe dich. Ti amo, je t'aime, I love you. Balla bambolina. In Italia casa, balla in bikini. Danzo arlecchino, automatic clown. Baila colombina, dancing rock and roll. Come faccio a dirti vuoi ballar con me? Se non riesco a dirti voglio star con te. Ma come faccio a dirti che ti amo già? Se non riesco a dirti vuoi ballar con me? Amami, baciami amore, ti amo. Voglio ballare
ich liebe dich. Ti amo, je t'aime, I love you. Baila Jane, spiel mit Popmusik. Ci dirti vuoi ballare con me? Se non riesco a dirti voglio star con te. Ma come faccio a dirti che ti amo già? Se non riesco a dirti vuoi ballare con me? Amami, baciami amore, ti amo, voglio ballare con te. Amami, baciami, ich liebe dich, ti amo, je t'aime, I love you. Baila in el Lupen, tanzen automática, tanzen automática, tanzen automática. Balla, balla stella, dance to stella. Tanzen maccheroni, tanzen techno etic. Tanzen, tanzen. Io credo che qualcuno che sa il tedesco come minimo mi manda una denuncia. Ma sicuro, ma sei stata Perché molto il tedesco, brava. guarda, proprio. Cioè, l'hai imparato in una settimana, brava. Vabbè, Marita, brava, dai, brava. prendila così, che sarà Silvia di Mottalciata, mi Ma pare, che abbia queste idee non un po' lo so, così. ma non mi ricordo, ma gran brano, l'hai fatto bene. Ma Io dovessi sì, fare dai, una ci ho cosa che ci va un provato. anno e mezzo Ma prima che lo imparo, figurati. quindi regia, messaggi. Sì, siamo pronti messaggi, per messaggi. leggere. Fabrizio leggere il c'è. vostro affetto. Oh, ciao Enrico, sempre canzone di livello. Un saluto alla bravissima e bellissima Alessia. Buon inizio di settimana a tutti. Massimo Venaria. Ciao, Ciao caro Massimo, ciao. Grazie, ancora grazie. Livio Cep ci scrive: Ecco. vi sto guardando da un ristorante che vi sta trasmettendo. Wow. Avevo ordinato delle penne all'arrabbiata, ma dopo aver visto l'abbigliamento di Alessio ho cambiato optando per una tisana al bromuro. Grazie Livio. Niente di peperoncino, Niente. magari il dopo sera, Magari, peperoncino afrodisiaco, quindi uno poi Ciao, chissà Livio. dove finisce. Siete bravissimi, saluti da Tommy e Luca. Ciao Tommy. Ciao. Ciao Luca, grazie. Grazie per siete bravissimi, voi siete gentilissimi a passare quest'ora insieme a noi. Ecco, inizia un'altra settimana ovviamente sempre con Cadaperetti. Wow, Juanita, elegantissima. Lilli, Grazie, Lilli, grazie Ciao, mille. Lilli. Ciao Lilli, grazie. Ciao Enrico, ciao Alessia, che serata frizzante questa sera, siete bravissimi e divertenti. Ciao, un saluto, un abbraccio, lo dice Renata, la nostra Renata da Piscina. Ciao Renata, Ciao. Piscina. Ciao Enrico, ciao Alessia, buona serata da Cavagnero, Massimo di Villafranca Piemonte, complimenti per la trasmissione, grazie ragazzi. Grazie per i vostri complimenti. In attesa della neve, un bacione a tutti da Daniele e Luca da Ceva. Lo Già, so. anche a così si Luserna, dice. anche a Luserna da neve questa sera, questa notte. Vedremo. Dicono proprio così. La zia Marta è geniale, viva la zia Casaperetti, Giovanni e Silvia Alessandra. Sì, Grazie, le lo dirò. un applauso a zia Marta, un applauso anche a Peiretti che la sopporta, bravo Peiretti. E anche il contrario. San Uomo, ciao Casa Peiretti, ciao Enrico Peiretti, ciao bellissima Alessia Cherucci, buona serata ad Antonio Priviceri di Rivalta, siete fantastici, grazie Grazie. Antonio, grazie ancora, Antonio, grazie. ciao. Eccolo qua. Che bello, questa è una foto, un disegno di... non lo so se c'è qualcosa inerente, la foto di Antonio, ci ha mandato anche questa foto. Va bene, grazie. Bello, bel ragazzo. Insomma, un bel cartone animato. Wow, che bella serata che si prospetta oggi. Buon inizio settimana, un abbraccio a te Enrico e all'affascinante Alessia, Betta e Tino. Grazie Betta, ragazzi. ciao Tino. In scaletta avevo un brano che Ciao. mi avete richiesto, se non abbiamo tempo lo facciamo domani. Un abbraccio forte a voi, lo dice Antonella. Grazie Antonella, Ciao, grazie. Antonella. No, sono già le 20:56 ragazzi. Lo fai Ciao domani. Peiretti, di che squadra sei? Guarda, io fino ad Alex Del Piero ero uno che piangeva a vedere le partite della Juventus, non riuscivo ad andare allo stadio perché l'emozione era troppo forte. E ho visto tutte le partite quando siamo alzati in Serie B. Il 5 maggio ho pianto per 2 ore di fila, e il 5 maggio gli juventini sanno di cosa mi riferisco. Il dopo Del Piero non mi è piaciuto più,
quindi io amo il calcio, guardo tutte le partite, ma sono un ex juventino, preferisco non schierarmi, come in politica. Io non sono schierato, non tifo una squadra, io sono libero. Se c'è una bella partita mi guardo anche Lecce-Como, Lecce-Pisa, chi se ne frega, a me piace il calcio. Legga. Ammappate, che Cosa? rispostona. È la Un verità. grosso salutone da Ande Zeno, da Samba e Family Mantovani. Ciao ragazzi. Ciao Samba, ciao Family Mantovani, ciao, grazie Ande Zeno. Vorrei sentire ancora di Edoardo De Crescenzo, grazie mille, buona serata. Sì, Molto perché bella. no? Perché no? Va bene, ieri guardavo il tavolo da Fazio, dal mio amico Fazio, e ne hanno parlato di questo brano e lo faccio probabilmente già domani sera. È bella idea, mandato. Ciao a tutti, soprattutto al mitico, al mio amico Cammello da Cinzia e Maurizio di Bagnasco. Poi ho scritto: Enrico, fammi sentire una volta una canzone, eravamo in 19. Va bene, dai, te la metto in programma. Insomma, è un po' tristina, ma va bene, te la faccio, prima o poi te la faccio, in settimana te la faccio. Buonasera a tutti i perettini, preparate la pala, domani mezzo metro di neve, di lì alla un abbraccio alla Cheluccina, ciao a tutti da Charlie. Adesso Anche meno, non esageriamo, anche meno. raga, mezzo Montagna metro no, tanta, poi devo andare a spalare la neve sulla parabola che vi trasmette il segnale. No. Ciao Enrico, ciao Alessia, è bello ogni sera essere in vostra compagnia. Un affettuoso abbraccio da Giacomo di Castagnole. Grazie Giacomo, grazie. L'abbraccio te lo mandiamo noi, Giacomo. Grazie, Un Giacomo. bacione anche. Ciao Enrico, ciao Alessia, siete grandi. Vito Macellaio, Torino. Ciao Vito! Ciao, Non è Vito. che vuoi fare pubblicità alla tua attività, Vabbè, perché ma se fa il possiamo macellaio. appunto a macelleria, facciamo un bello spot. Ciao, che grande scoperta stasera. Non vi conoscevamo. Grazie per l'intrattenimento da Jessica, Frida, Erio da Caraglio. benvenuti! Benvenuti in famiglia, Caraglio. Grazie. Tutte le sere, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, noi siamo qua così in diretta, Così. Ciò che Chiacchieriamo. succede. Ciao, volevo solo dirvi che siete fantastici, professionalissimi, carini e impeccabili. Grazie mille, siete l'unica vera televisione pulita e onesta rimasta nel palcoscenico italiano. Continuate così, Stefano da Molare. Ragazzi, Stefano, grazie Stefano. E con questo messaggio chiudiamo Che belle qui. parole, C'erano grazie. ancora messaggi, grazie a tutti. finita. Grazie a Fabrizio in regia, grazie come sempre a Giulia Falco, grazie ad Alessia Chelucci, spettacolare. Ma grazie a te, ci vediamo domani. Domani l'ospite è Valentina Branca, quindi tutti piazzati sul divano. E se volete rivedere questa puntata 21:30 canale 83 e da mezzanotte circa cercatela sui nostri canali social e Facebook. Grazie anche su YouTube. Ciao! Ciao, è stato bello, ciao! Ciao Fabri!